Pedoni inermi presi a pugni, si sta diffondendo sempre di più anche in provincia l'assurdo gioco americano del knockout, colpi dati a caso. L'ultima vittima, un quindicenne aggredito in centro annoale da 4 sconosciuti che sono sbucati alle spalle e gli hanno riempito la faccia di pugni. Ha rimediato un trauma massiccio facciale e 20 giorni di prognosi. La pioggia non ferma Bodies Revealed, la mostra di cadaveri imbalsamati che sta registrando un afflusso record. Nell'ultimo fine settimana 3.000 persone sono arrivate a Jesolo da tutta Italia, sorprendendo gli stessi organizzatori. L'esposizione ha già superato le 60.000 presenze, dovrebbe chiudere a marzo, ma si presume sarà prolungata. Cura dimagrante per Benetton, che dice addio ai marchi minori. Playlife, Jeans West, Killer Loop e Anthology Vogue Cottons chiudono e con loro i relativi punti vendita. Entro il 2014 Benetton Group chiuderà anche 27 negozi a marchio Sisley e United Colors of Benetton sul territorio nazionale. L'operazione mette a rischio 200 posti di lavoro. Invasione di topi a San Liberale. I ratti hanno trovato casa nel vecchio supermercato in piazza, chiuso e ormai abbandonato da tempo. Al suo interno i roditori avrebbero trovato di che mangiare, lo spazio ideale per riprodursi e farsi la tana. Il problema è che in zona, oltre alle abitazioni, ci sono attività come il panificio e la farmacia. Rapinato della sua Fiat Punto mentre fa benzina alla Esso. Un uomo si è fermato di primo mattino all'impianto di Ponte Vigo d'Arzere quando all'improvviso un tizio gli è arrivato alle spalle puntandogli addosso una siringa e intimandogli di lasciargli l'auto. Colto di sorpresa, l'automobilista non ha neppure tentato di reagire. Il centro città bersaglio dei predoni, ancora spaccate notturne a Padova. Le più recenti hanno preso di mira 2 negozi, uno di arredamento in Corso Milano con un saccheggio da 100.000 euro e un negozio di giocattoli in piazza Eremitani. I commercianti non ce la fanno più, tanto che a questo punto si dichiarano pronti a dormire nei negozi.